Di Covid perché sono quasi 2 milioni e mezzo i contagi nel mondo. Negli Stati Uniti Trump annuncia il blocco all'immigrazione, mentre è giallo sulla salute del leader nordcoreano Kim Jong-un. La corrispondente Giovanna Botteri. Passeggiate nel parco, bambini che giocano, ginnastica all'aria aperta, campeggi, partite di carte e matrimoni. La vita riprende a Wuhan, mentre in Cina si registrano solo 11 nuovi casi e nessun decesso per il quarto giorno consecutivo. Fanno ancora paura i contagi di ritorno e restano in piedi le misure di sicurezza e controllo. Da Pechino arrivano i primi dubbi sulle voci che danno il leader nordcoreano Kim Jong-un in gravi condizioni dopo un intervento al cuore, mentre si ribadisce l'assoluta trasparenza sulle informazioni date durante l'emergenza pandemica. Una polemica a distanza anche con la Germania, ugualmente entrata nella sua fase 2 ma senza abbassare la guardia, al punto che uno degli appuntamenti storici del paese, l'Oktoberfest, è stato cancellato per il rischio virus. Decisione analoga in Spagna che ferma la corsa dei tori di Pamplona. Con un tweet nella notte, il presidente Trump annuncia invece di essere pronto a sospendere l'immigrazione negli Stati Uniti per fermare il coronavirus e proteggere i grandi cittadini americani. Nel paese che conta 800.000 casi, quasi 43.000 morti e già 22 milioni di disoccupati, è in atto uno scontro frontale fra chi, appoggiato dalla Casa Bianca, vorrebbe riprendere a lavorare e produrre subito e governatori e sanitari che temono le conseguenze di un'apertura senza protezioni adeguate. Niente